inizierei, un saluto anche a tutti coloro che sono collegati. Inizierei, scusate, siamo arrivati un po' correndo oggi al punto stampa, perché abbiamo fatto la videoconferenza stamattina, abbiamo fatto la giunta in videoconferenza, abbiamo fatto la videoconferenza con i direttori generali e poi la unità di crisi che si fa diciamo alla bisogna quando c'è la necessità, e si è fatta anche l'unità di crisi che si è appena conclusa. Vi darei subito i dati, quelli generali del bollettino. Siamo a 328.000 tamponi, sono 8.260 tamponi in più rispetto a ieri, e quindi la macchina è stata riparata, è stato riparato il registrattore, quindi la macchina è tornata a regime. In isolamento ci sono 7.886, sono 163 persone in meno rispetto a ieri. Vedete che il numero scende sempre di più. Siamo ormai una popolazione in isolamento, eravamo arrivati a numeri molto più importanti. Abbiamo di positivi 17.708 più 129. Ovviamente questo fa parte della politica dei tamponi. Voi vedete che ogni giorno abbiamo sostanzialmente 8-9 mila, anzi 9 mila tamponi in più, e voi capite che su 9 mila tamponi, se volessimo fare anche il conto della serva, abbiamo 129 positivi su 9 mila tamponi praticamente. Ricoverati sono 1187, ci stiamo pian piano avvicinando alla fatidica soglia dei 1000. Eravamo arrivati a 2000, se vi ricordate, 2100 eravamo nel picco, sono meno 35 rispetto a ieri. Terapie intensive continuano a scendere, 120, meno 3. I dimessi sono 2508 più 42, quindi 42 dimessi in più rispetto a ieri. Quindi si sta uscendo dagli ospedali, finiscono le cure e ovviamente ci sono questi risultati. I morti in ospedale sono 1102 più 18, in totale sono 1408, quindi 1408 in ospedale e fuori. I nati sono nelle ultime 24 ore 77. Guardate, io oggi non aggiungerei altre notizie, ma brevemente vorrei fare una piccola riflessione rispetto a quello che sta accadendo. Sempre a braccio, ragionando a voce alta e condividendo alcune riflessioni. Penso che sia fondamentale ricordare da parte mia alcuni aspetti. Lo dico perché vedo commenti, ovviamente non dei veneti, però è giusto spiegare che questa regione, fino a venerdì scorso, il giorno dell'adozione della famosa ordinanza dell'asporto, per capirci, penso fosse venerdì o giovedì scorso, noi abbiamo applicato sempre i DPCM in maniera restrittiva. Ve lo ricordo perché noi siamo quelli che, quando nel DPCM c'era scritto cartolerie, librerie e negozi per abbigliamento per bimbi aperti tutti i giorni, noi abbiamo scelto di aprire solo 2 giorni alla settimana. Siamo ancora oggi con un'ordinanza in piedi fino al 4 di maggio che prevede che i supermercati siano chiusi la domenica. Siamo quelli che hanno introdotto il principio dei 200 metri da casa quando il DPCM prevedeva nelle vicinanze di casa. Quindi non posso accettare che qualcuno dica che i veneti sono irresponsabili. I veneti sono persone per bene e penso che la nostra comunità lo abbia dimostrato in questa emergenza in maniera impeccabile. E non a caso il mondo intero guarda il comportamento dei veneti e cosa è accaduto in Veneto. Dall'altro è pur vero che nel momento in cui si vedono ovviamente necessità di dare delle risposte ai cittadini, penso che i veneti
e soprattutto il loro rappresentante, cioè il sottoscritto, non si possa girare dall'altra parte. Qui fuori abbiamo ad esempio una categoria importante della nostra economia che sono le parrucchiere, i barbieri, le estetiste, insomma è economia vera, reale, sono artigiani, vorrei ricordarlo a qualcuno che magari ogni tanto fa il sorrisino, sono degli artigiani, delle artigiane, hanno diritto al rispetto ed hanno diritto a delle risposte. E io penso che quindi in questa direzione ci siamo mossi ad esempio per i cibi da asporto, ci siamo mossi per dire che si va da soli a comprare il cibo da asporto, che può essere la pizza piuttosto che il panino o quant'altro, lo si consuma a casa e chiusa lì. Non ci vedo rischi sanitari in un'operazione del genere, anzi, ma lo si fa anche perché molte imprese sono aperte. Vorrei ricordare che se le strade sono piene non è perché la regione ha fatto provvedimenti speciali, è perché il governo a un certo punto ha deciso di autorizzare i codici Ateco, di autorizzare contemporaneamente le deroghe per i codici non previsti, di autorizzare contemporaneamente anche i silenzi assensi delle prefetture. Ma non lo sto dicendo per allocare colpe, lo sto dicendo per l'obbligo che tutti noi in teoria dovremmo avere, che è quello della verità e della chiarezza. Allora, se qualcuno ha fatto pasticci, deve solo riconoscere che li ha fatti, punto. Di errori ne facciamo tutti, io per primo, però penso che la vera storia di questa partita sia questa. Penso non sia stato sbagliato autorizzare i codici Ateco, penso non sia stato sbagliato autorizzare il regime delle deroghe, penso che addirittura si dovesse fare di più. Oggi abbiamo degli indicatori che ci dicono che si può allargare, almeno lo dicono in Veneto, poi io non ho la presunzione per parlare a nome degli altri colleghi perché ogni regione ha una storia a sé dal punto di vista epidemiologico e sanitario. Però è pur vero che se autorizziamo o firmo un'ordinanza nella quale si prevede che tu puoi uscire da casa da ieri sera alle 6 e andarti a fare la passeggiata senza star lì col metro a pensare quanto distante sei da casa, ma pur sempre nel territorio comunale, pur sempre uscendo da soli, pur sempre con la mascherina, penso che questo sia un grande segnale che si dà di attenzione, di fiducia e anche di solidarietà nei confronti dei veneti che si sono fatti 2 mesi di quarantena senza batter ciglio. Punto. Qualcuno lo vede come un atto sovversivo, io no. Peraltro sono in buona compagnia, c'è la Liguria, c'è Friuli Venezia Giulia, non parliamo dell'asporto, no? Fa sempre notizia quello che fa il Veneto. Voglio ricordarvi che sono le Marche, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Liguria, c'è mezzo mondo, però ormai abbiamo capito che il problema in questo paese è il Veneto. Allora, io non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo, siccome leggo anche da qualche parte, è ricerca di visibilità, guardate, io primo non ne ho bisogno, secondo non mi interessa, che è chiaro, no? Non ho nessun progetto di scalate nazionali o di scalate politiche, non l'ho mai avuto nella mia vita, figuratevi. Avete modo di andare a controllarvi tutte le mie dichiarazioni, registratevele, ma lasciateci lavorare in pace, perché noi siamo in difficoltà, come al solito, quando si avvicinano le elezioni, cosa vi dico ogni volta? Finitela con queste manfrine, perché poi abbiamo difficoltà a lavorare, perché una telefonata che tu magari fai a un tuo interlocutore nazionale, magari del governo, in un tempo di tranquillità, assume connotati inspiegabili magari in qualche altro momento nel quale si avvicinano le elezioni, qualcosa. Guardate, io sono concentrato sui Veneto, lasciateci in pace. I Veneti hanno bisogno del loro governatore, punto. Ai Veneti dico questo. Abbiamo fatto queste ordinanze, non escludo di farne anche qualcun'altra di aggiustamento, perché abbiamo istanze che arrivano. Abbiamo istanze che arrivano ancora di altri cittadini che ci dicono ma il fuori regione, nella regione si può andare nella casa, nella seconda casa. Anche qui vorrei spiegare, si va individualmente, da soli, nella seconda casa, si va per controllare o per vedere se uno ha dei lavori da fare o quant'altro, non si alloggia lì, si torna a casa. Allora, da un punto di vista sanitario sfido chiunque a dirmi che questa è una messa a repentaglio della salute. Cioè uno esce di casa con la mascherina, da solo, medica si mette su anche i guanti di lattice, parte da Mestre, da Marghera dove siamo oggi, cito una località,
che ha bisogno magari di essere citata, va nel Navigal a controllare se l'abitazione è caduta con la neve oppure no e torna a casa, ma che ha messo a repentaglio la salute di chi? Allora, vedete che ci vuole anche del buon senso. Ai veneti cosa dico? Dico che ci sono, io le ordinanze le ho firmate e non le revoco, questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha speranza che io revochi ordinanze, che sbaglia indirizzo. Se qualcuno è convinto che sono illegittime, le impugna. E dico ai veneti, fate attenzione perché noi siamo sotto la lente di ingrandimento, quindi cerchiamo di uscire con la mascherina, tutto a posto, perché troveranno sicuramente qualche scusa per dire che è l'assalto alla diligenza. Noi siamo persone per bene come veneti e non le facciamo ste robe. Alle forze dell'ordine, che ringrazio, a tutti coloro che controllano, che so che fanno un lavoro immane, chiedo, come si può dire, il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello che in giurisprudenza non esiste una legge, ma si cita sempre, no? Il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello dell'approccio di capire che, insomma, bisogna anche capire che se uno non ha la mascherina, gli dici guarda, torna a casa e recuperati una mascherina se lo trovi fuori in passeggiata. Non è che gli piazzi 400 euro di multa perché ti metti a fare il giurista e dici ma il DPCM e l'ordinanza e capite che sennò diventa una guerra tra poveri. Io penso che ci voglia tolleranza, applicare per carità le leggi, ma anche fare un'azione di accompagnamento e di comprensione nei confronti di un popolo che è rimasto 2 mesi in casa. Guardate, voi siete testimoni come me, io non ho visto ammassamenti ieri sera alle 6, io sono uscito, non ho visto ammassamenti alle 6, ho visto persone da sole con la mascherina che si facevano la passeggiata, tanti ci hanno mandato la foto in mezzo ai campi, in campagna, ringraziando, grazie, cioè il rapporto con la natura abbiamo ripristinato. Noi non se cerchiamo il conflitto sociale, se cercassimo il conflitto sociale, avremmo evitato di fare ordinanze, avremmo risposto ai cittadini, guardate, restate in casa, è colpa di Roma. Questo avremmo fatto. Ma lo si capisce questo o no? Guardate che noi potevamo fare così e nessuno mi poteva smentire. Avrei detto c'è un DPCM, vede? Invece noi siamo convinti che in questa fase non servono casini, ma servono buone azioni. E i veneti sono in prima fila, questo volevo dirvi. Allora, la preoccupazione qual è? Io faccio appello al governo e continuo a dirlo perché si rovesci il principio di ragionamento. Stabiliamo, come vi ho detto ieri, quali sono le regole per mettere in sicurezza la nostra vita, che è quella che avete fatto anche voi, no? Siete usciti di casa per venire qua con la mascherina, con i guanti, vi fate il vostro lavoro ormai da 2 mesi qui, assieme a me, utilizziamo tutti, tranne in questo frangente per me, la mascherina. Io mi sono protetto con questa. Io 60, quanti giorni sono? Io non ho utilizzato altre mascherine. Penso una volta, forse perché non ce l'avevo, questa. E dico, e nessuno è venuto a dire a voi che la conferenza stampa deve avere il plexiglass e altre robe, o no? E quindi se noi stabiliamo le regole minimali, che debbono essere adottate non solo dai singoli ma anche dalle strutture, ne viene fuori che il negozio, se aveste un negozio, se avessimo un negozio, cominceremmo a dire devo far entrare poca gente perché non devo ammettere gli ammassamenti, devo suggerire che stiano distaccati 2-3 metri in base al negozio, gli dirò che all'ingresso debbono trovare il gel per igienizzarsi le mani e anche per l'uscita e devono entrare con la mascherina. Io dovrò essere come esercente con la mascherina e i guanti e finisce lì. Non serve scrivere una Treccani di norme per ogni attività. Guardate che si stanno incasinando e la prova qual è? Che prima le messe non si possono fare, adesso sembra che si possono fare, che prima sembrava che una roba fosse certa eppure no. Ad oggi siamo veramente in balia delle onde e la dimostrazione, la prova concreta sono le parrucchiere e i barbieri e tutta quella categoria delle cure estetiche. Ma sarà mica possibile, addirittura si sono inventati in Veneto la mascherina adesiva. Se uno va a tagliarsi i capelli si mette la mascherina adesiva in faccia, l'operatore avrà le mani igienizzate, le forbici saranno sterilizzate perché ormai erano anche prima previste
i trattamenti con gli ultravioletti e quello che è, o l'alcol, o quello che volete, taglia i capelli, tutti e due hanno la mascherina, va a casa, paga e finita lì. Cioè, dov'è il problema? Se il problema fosse così violento, perdonatemi, allora vuol dire che dobbiamo chiudere tutti quelli che fanno fisioterapia, dobbiamo chiudere tutti gli ambulatori medici, tutti quelli che fanno attività sicuramente di altissimo profilo in un'emergenza, ma che comunque da un punto di vista formale si avvicinano nel contatto umano molto di più addirittura di quello che si potrebbe fare tagliando i capelli. Lo dico perché mi sembra che poi posso dire una roba, vi sfido, nessuno ha capito cosa accadrà, perché io ad esempio nel DPCM che ho letto tutto non ho ancora capito cosa accadrà o cosa dovrebbe accadere per le uscite di casa. Si dice che si apriranno i parchi, ma non c'è scritto poi una riga dopo perché tutti potranno uscire di casa e andare in giro. Si preannuncia che arriveranno altri provvedimenti. Io spero che nottetempo, la notte e il giorno porti buon consiglio a questo governo. Lo dico solo, ma lo dico in maniera costruttiva. A noi veneti interessa ripartire. E poi c'è tutto il tema del turismo, che è un tema che ci inquieta. Il turismo perde dei 50.000 posti di lavoro che si perdono in Veneto, 35.000 sono del turismo. Il turismo è in grossa difficoltà, non possiamo vedere le pubblicità nei giornali austriaci e tedeschi che ormai definiscono un corridoio con la Croazia perché nessuno si sta interessando a livello internazionale dei nostri rapporti e per dire che noi comunque apriremo le nostre località turistiche. Guardate, io penso che si possa affrontare e recuperare anche il tempo perso. Allora, sulla chiusura tutti parlavano della Germania che non ha chiuso, ok. Io sono convinto che sia stata utile fare la quarantena e utilizzare le misure restrittive che sono state adottate. Però è pur vero che adesso siamo tutti sulla stessa griglia di partenza, non è che ancora possiamo andare avanti col freno a mano tirato, pensavo veramente gli altri ci fregano del tutto. Ai Veneti, infine, è l'appello che faccio, oltre di rispettare le regole, l'appello veramente di farlo fino in fondo, perché se ci fosse un ritorno di fiamma dell'infezione si torna come il gioco dell'oca alla casella di partenza. Guardate che non è escluso che si possano avere dei focolai e tutto è direttamente proporzionale al nostro comportamento e quindi dobbiamo fare veramente un grande lavoro di squadra. Domande, ragazzi? Tosato, Martino Di Paolo. Buongiorno Presidente. Ciao. Mi sembra che una delle preoccupazioni che emergono alla luce del decreto del governo sia senza dubbio quello della, come dire, da una parte la ripartenza industriale, dall'altra però la condizione in cui versano ad esempio le famiglie per quello che riguarda la ripresa della scuola. Tu hai citato il turismo che è un altro settore in ginocchio. Ecco, su questo ieri ci sono state per la verità, ieri e anche oggi, molte critiche, molte osservazioni, anche abbastanza polemiche. Da parte della Io Regione... non leggo i giornali, quindi non l'avevo visto. Beh, ti informiamo noi. E da parte della Regione è possibile un percorso di accompagnamento? Tu qualche settimana fa parlavi, noi vogliamo accompagnare le nostre imprese, vogliamo accompagnare il nostro turismo. Ma noi, guarda, Filippo, noi facciamo tutto quello che si può fare, cioè gli assessori tutti gli assessori che ho incontrato anche stamattina in giunta, in videoconferenza, sono attivati per i loro comparti. Sulla scuola stiamo facendo tutta una serie di attività, ma vi ricordo che il tutto non prescinde che noi vogliamo un parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, stiamo parlando di bimbi, stiamo parlando di persone e di operatori che devono essere sereni e poter lavorare in sicurezza, ove sia possibile. Vogliamo creare anche un network di più realtà per le famiglie. È il vero tragico problema, assieme a quello dell'occupazione che oggi le famiglie hanno, che è quello dell'accudimento dei minori, dei bimbi in generale. Quanto alle polemiche, guardate, io potrei rispondere in 3000 modi, però vi dico solo una cosa: le cose che facciamo noi come ordinanze le fanno un po' tutte le regioni, a iniziare da quelle, diciamo, dello stesso colore politico del governo, punto.
Cioè, non aggiungo altro, guardate, leggevo, sembra che il sindaco di Firenze, sembra, verificheremo, abbia annunciato che vuole riaprire le scuole. Se ci riesce o se ha avuto un'idea per riaprire le scuole, cercheremo di capire cosa fa, ma non mi risulta che sia della Lega o del centrodestra, mi risulta che sia un sindaco di centrosinistra, per cui perché noi dobbiamo diventare il parafulmine di tutti quelli che hanno qualcosa, vogliono avere forse la vera motivazione, un po' di visibilità in questa partita? Non lo so, cioè penso che questa partita non debba crescere nel dibattito con le offese, no? Cioè, non vedo un dibattito sano in questa partita. Mi avete mai sentito offendere qualcuno? Se tu hai argomentazioni meglio delle mie, le porti, punto e basta. Allora, apriti il cielo perché Zaia ha aperto alle passeggiate. Andate a suonare i campanelli dei condomini. Dite, guarda, io sono venuto a dirti che Zaia ha sbagliato a liberarvi. Andate a suonare i campanelli, no? Invece di fare le interviste sui giornali. E magari vi rispondono anche più velocemente. Non ho capito, scusa, non ho capito prima il tuo accenno, magari potrebbe anche interessare chi ci ascolta. Dicevi, ma smettetela di dire che io ho ambizioni nazionali, che voglio diventare questo, voglio diventare quello, perché questo mi crea problemi. Sì, perché è un sistema per lordare il nostro lavoro. E ti spiego, ve l'ho sempre detto, ogni volta vi dico, ogni volta che sono le elezioni io sono perennemente candidato a tutto, lo sapete, no? E io ogni volta vi dico, mi faccio dei buchi di 5-6 mesi rispetto a rapporti che consolidi nel tempo, nei quali quando vai a Roma ti guardano per storto e dicono, ma sto qua adesso, cosa c'è che abbiamo niente da fare? Cioè, lasciateci tranquilli, lasciateci lavorare. A noi non ce ne frega niente di quello che faranno nelle elezioni, altre robe, noi siamo qui concentrati sul lavoro in Veneto. Se volessi fare politica, farei tutt'altro di dichiarazioni, di attività. Ve l'ho detto prima, uno che vuole far casino, prende, non fa ordinanze e dice colpa di Roma, colpa di Roma. Mi avete mai sentito queste robe? Cioè, se c'è un problema cerco di risolverlo come deve fare un amministratore, appunto. E poi i cittadini non è che li puoi distinguere in base a cosa votano o cosa pensano. I cittadini sono tutti uguali. Lo dico perché vedo che la stanno sempre più buttando in politica. Sembra che tutto quello che faccio, che facciamo, abbia una finalità recondita, nascosta, c'è sempre un retto pensiero. Stiamo semplicemente, adesso, guardate, adesso stiamo aumentando il numero dei tamponi, finirà che diranno che col tampone ci sarà qualcosa dietro, chissà cosa avranno in mente per fare scalancia, per favore. Allora, una marea di perditempo abbiamo. No, io avevo soltanto, poi sto zitto. Ci sono un paio di osservazioni che a proposito delle ordinanze o dei provvedimenti che possono interessare. Allora, la Lega Navale, immagino siano i proprietari di barche, dicono benissimo andare a fare manutenzione nelle barche fuori comune, ma quelli che ce l'hanno nel proprio comune possono farlo perché l'ordinanza parla di manutenzioni fuori comune nel territorio regionale. Ciao, guardate. Hanno fatto... Mica una pazienza proverbiale. C'è un comunicato. Ma guardate, stamattina ci è arrivato un quesito, scusate, ci è arrivato un quesito sui ciclisti e il quesito prevede, ma se Zaia ha detto che il distanziamento sociale in bicicletta deve essere, in generale nelle uscite, deve essere di almeno 1 metro, no? Uno esce da solo in bicicletta e ne incrocia un altro che è in bicicletta, la distanza deve essere di almeno 1 metro. E non si può. Perché se si accumulano tante biciclette una da 1 metro dall'altra, viene fuori che c'è un corteo e quindi si infettano tutti. Ma scusate, ma nella legge vi ho detto almeno 1 metro, uno può andare anche a 100 metri una bicicletta dall'altra. Capite? Cioè,